1, 2, 3. Partiamo. Veramente siamo live. Siamo già live, Hilde. Sì. Cosa raccontiamo ai nostri amici questa sera? È la diretta del mercoledì, siamo qui sul canale YouTube del Marietto Veneziano, metà della settimana direi per quanto riguarda le dirette. C'è una novità C'è che una possono novità, leggere già. diciamo la novità che parte da praticamente venerdì, sabato, diciamo sabato, via, dai, per essere un po' più venerdì sera, via. Che Esatto, a novità è, partire da Hilde? venerdì, a parte il fatto che venerdì ci sarà la mia diretta, ma non è una novità, la novità è che il Marietto Veneziano ha finalmente un numero italiano. Oi! Sì, abbiamo un numero italiano gettonatissimo, è stata una lotta averlo e noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo anche noi come tutti. Un Allora, numero. dunque il suo numero è 378 088 5372, l'ho letto, anche io l'ho letto. Esatto, Era esatto. lì sovraimpressione, dunque, ecco che finalmente è più facile da contattare anche il Marietto, perché non si deve passare tramite un numero svizzero oppure tramite Telegram o WhatsApp, insomma, anzi, veramente WhatsApp tu non ce l'hai, c'è soltanto Telegram e dunque sei sicuramente più reperibile adesso. Sì. Boh, mettiamo il tuo però, perché chiaramente la serata è per te, visto che sei E vabbè, il l'ospite. mio. Ah, sono ospite serate per me, va bene. Sei l'ospite, sei l'ospite. Bene. Allora, possiamo dire ai nostri amici che abbiamo due gruppi di Face. Dimmi tu che gruppi sono, ma Allora, i casti sacerdotali, che è nato per primo tra i due gruppi, anche se quello forse meno affollato, meno popolato, comunque riceve sempre le nostre cure giornalmente e il secondo gruppo si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e ovviamente si occupa di questi argomenti che ho appena menzionato e che danno il nome al gruppo. Ma non solo, Marietto, dal 2015 c'è online il adesso nel sito. 2015 racconta questa scalata al potere della radionica. Sì, perché la radionica era appannaggio di pochi, c'erano già alcuni testi che ne parlavano, ma i circuiti erano pressoché inarrivabili, intendo anche come investimento. Era per pochi, bisognava avere le conoscenze giuste e ovviamente erano esclusivamente a pagamento. Dal 2015 il Marietto ha raccolto i circuiti radionici, li ha modificati aumentando, implementando alcune funzionalità perché appunto non necessitassero di orientamento, non si impregnassero mai anche lavorando prima su una persona, poi un'altra, insomma allungando così la vita naturale dei circuiti perché se si impregnano e si saturano chiaramente possono essere utilizzati ma non danno più gli stessi esiti. Dunque il Marietto ha veramente fatto un grande lavoro di divulgazione gratuita e questo lavoro è appunto raccolto sul sito ilcapitano.altervista.org dove anche voi se desiderate intervenire sulle vostre vite tramite l'aiuto e l'influsso delle onde di forma potrete assolutamente farlo in modo gratuito scaricando appunto le dispense che sono raccolte sul sito. Tra l'altro all'interno delle dispense ci sono alcune spiegazioni di utilizzo, ma Marietto abbiamo anche due canali YouTube. Avete caso da cosina che c'è il shop nel Sì, nostro. ma ci arrivo, nel senso che chiaramente le dispense che contengono questi circuiti possono essere difficili da comprendere per i neofiti, dunque sui nostri canali YouTube troverete degli approfondimenti nelle playlist dedicate proprio alla radionica e alla radiestesia. Sul sito però c'è anche la sezione shop. Esatto, che è quella che ci fa respirare. E il ciondolo dov'è? È qui, è sempre con me, ma guai, non può mancare.
Ecco, questo è il ciondolo che, nella vecchia versione, è il ciondolo che, porto sempre, ed è il ciondolo che abbiamo programmato radionicamente e radiestesicamente per essere un ciondolo di difesa, ma già di suo è un potente talismano, sefirotico cabalistico. Questa è la versione attuale che trovate appunto sul nostro shop, ha un costo di 150 €, è Più 10 € di programmato, spedizione? esatto, più 10 € di spedizione, arriva con una catenella, arriva comunque nel suo foderino. È possibile implementare i programmi che già sono caricati sul ciondolo, personalizzandolo ulteriormente in base alle vostre necessità e richieste. Ogni programma aggiuntivo ha un costo di 10 €. Dunque, provvedete, i tempi che arrivano giustificano l'investimento. È meglio avere una protezione in più. Tra l'altro, già l'albero della vita, per quanti non lo sapessero, a livello cabalistico è da considerarsi la scala di Giacobbe, nel senso che ci permette la salita verso i regni spirituali superiori. Ciascuna delle Sefirot è associata a una delle schiere angeliche, dunque a livello cabalistico sappiamo che le varie forze associate ai livelli di coscienza e preposte alla creazione, al mantenimento di questo mondo materiale e spirituale, sono appunto associate alle casate, diciamo così, angeliche. Dunque, ciascuna di queste Sefirot corrisponde a virtù, potestà, troni, principati, cherubini, serafini. Dunque, a livello simbolico è come avere tutta una schiera di angeli a sostegno, dove gli angeli, ovviamente antropomorfizzati, in realtà corrispondono a delle forze, come ho detto prima, le forze preposte alla creazione e al mantenimento di questo mondo materiale, e che sono anche in grado comunque di prendere una forma pseudo-umana. Dunque diciamo che è comunque un talismano potente già di suo, ma poi viene ulteriormente lavorato e programmato. Dunque lo trovate esclusivamente da noi e solo sul nostro sito, nella sezione shop. Bene, e Ma a questo punto possiamo iniziare a salutare i nostri amici che sono non esatto. numerosi ma di qualità e hanno fatto già delle belle domande. Ah, per fare la domanda, nome, data di nascita e il Green Pass. Vogliamo vedere... No, il Green Pass no, 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 no. Oggi il No, Green Pass no. qua che poi fanno i ricorsi, farebbero bene a farli. Allora, Bene, allora io faccio il pendolino e tu fai le sibille questa le sera. Ti va bene? sibille. Sì, sì, certo, Bene, assolutamente. dai, iniziamo con la prima domanda. Chi è che c'è? Intanto salutiamo Assunta, Ah, buonasera, vero. buonasera Giuseppe, Giuseppe, buonasera Simona, buonasera Chiara, Chiara. bentrovati e grazie per essere qui in nostra compagnia. Vediamo allora di rispondere ad Assunta. Sembrerebbe, almeno così sembra a Sì, me, perché di prima. come si dice, nella sezione YouTube invece Assunta ha cancellato il messaggio, però Ah, effettivamente ecco, l'Assunta. anche il secondo ha cancellato solo il primo. Quindi io farei Assunta perché in ogni caso è arrivata prima, Eh sì, almeno a me qua su perché da questa noi chat nella console qua online. si vede Sì. prima. Allora Assunta vuole sapere per Elisabetta, nata il 18 maggio 89, se troverà l'amore, la persona giusta. Bene, allora io basso, vediamo un po' se si vede, così tu puoi... Certo, io direi toglimi perché non si vede bene il quadrante, mi richiami quando hai fatto. Per Assunta, vediamo se trova la persona giusta. Mm. Facciamo parlare la nostra Hilde. Hilde, Ascolta, c'è una rettifica. Intanto noi abbiamo detto per Assunta, ma è Assunta chiede per sua figlia Elisabetta, dunque concentrati su mm, Elisabetta. E poi
La data è stata corretta, il 19 maggio, non 18. Direi che vale la pena riguardare, Esatto. okay? Allora la nostra Elisabetta Elisabetta 19 18 maggio, maggio, no 18 19 maggio, corretto, 19 maggio 89. tutto in 1 minuto, 1 giorno. Vabbè, è diventata più vecchia di un gio okay, va bene dai. Okay, ti tolgo, eh. Ilde, Ilde, lascio È un po' parlare di te fatica, ma non è perché un no, è un sì. Probabilmente non è è un un sì, è un sì. ritrovamento Ti lascio giovanile. tutto il campo, ti la Va bene, grazie Marietto. Allora, Assunta, si direbbe che Elisabetta lo troverà, ma se noi parliamo dell'amore della sua vita non è, un incontro che avverrà in giovane età. È probabile, ciò non significa che resterà sola fino ad allora, magari, come capita purtroppo a molti, avrà delle relazioni, ma non saranno con la persona giusta. L'amore della sua vita arriverà magari più tardino. Comunque è un sì, ha girato un po', ma è andato sul sì. Adesso vediamo cosa dicono anche le sibille. Proviamo a fare una domanda che esuli lo spazio-tempo, nel senso proviamo a chiedere proprio direttamente questa cosa, ma ti avviso che se guardiamo nel prossimo periodo, chiaramente ciò comporta che se non avviene questo incontro nel prossimo periodo potrebbe sembrare un no, ma non è definitivo. Se invece chiediamo appunto se troverà la persona giusta, avremo la risposta, ma non sapremo quando, perché non è facile, non è possibile identificarlo. Dunque, io andrei a rispondere comunque alla tua domanda così come l'hai formulata, dunque chiedo alle sibille di non guardare nel prossimo periodo, ma di guardare se Elisabetta troverà la persona giusta e io interpreterò la loro risposta. In ogni caso non sapremo quando. Il pendolino ha girato un po', ci ha già fatto capire che comunque è un sì, ma anche lì un sì tardivo. Vediamo un po'. Elisabetta. Allora, già il taglio è affermativo, non solo, sarà sicuramente qualcosa che risponde completamente ai suoi desideri, a quello che lei sogna di avere come persona giusta. Allora, non so se si vedono bene, ma è chiaro che vedi che già questa è la risposta, dunque questo avverrà. Ma avverrà, se dobbiamo fare un po' un racconto, avverranno tutta una serie di circostanze prima, nel periodo precedente a quest'incontro, tra cui anche possibilmente, l'interruzione di una relazione, di un rapporto, a causa probabilmente di un tradimento. Potrebbe recuperare un ex oppure, interrompere con una persona dopo aver avuto un rapporto anche lungo, a causa di un tradimento che lei subirà. Diciamo che, da qui, inizieranno tutta una serie di cose dove lei avrà bisogno probabilmente per superare, quello che, attraverserà e quello che comporterà una serie
di peripezie che vivrà, dunque avrà bisogno di parlare, avrà bisogno di aiuto e sicuramente vedi che ci sono carte di aiuto e di ascolto, sicuramente questo, ehm, le permetterà in qualche modo di recuperare anche la fiducia, ma anche, di nuovo il desiderio di trovare qualcuno. Dunque, è possibile che, non parla comunque di separazioni legali, non parla di cose magari è soltanto oddio, non che sia meno importante, però probabilmente sarà un rapporto duraturo o magari una convivenza e non un matrimonio che chiederà, che chiederebbe, interventi di natura legale, però sarà abbastanza doloroso quello che avverrà e lei dovrà lavorarci su. In questa circostanza sembrerà poi incontrare comunque ehm, un uomo che sembra comunque legato a delle attività che lei segue e non privo di pettegolezzi sul suo conto. Evidentemente sarà un uomo piuttosto in vista o qualcuno che occupa una posizione sociale tale per cui, ha un po' gli occhi addosso delle persone o comunque oggetto di interesse e lei a sua volta sarà oggetto di invidie per quello che succederà. Comunque questo sarà. Sarà un uomo veramente in gamba, interessante. Per me sì, però ecco, non so dirti quando e dovrà prima affrontare probabilmente un grande tradimento nella sua vita. In ogni caso, e sarà proprio in un momento in cui metterà tutto in discussione e, in un momento di grande difficoltà che finalmente troverà, un rifugio, un qualcuno con cui costruire veramente. Guarda, Bene, bene, bella stesa, mi è piaciuta, sei sempre la top di gamma. Bene, andiamo grazie. avanti e chi ci troviamo? Il nostro Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe ormai ben fa parte della trovato. famiglia, ci segue sempre, Sì. è una carissima persona. Bene, dai, via, facciamo una cosa ma, qui io Col pendolino possiamo solo, vista la natura della sua domanda, provare a individuare se sarà un sì periodo bene, no male. positivo Dai, esatto, va. o Va bene, allora ti chiudo, ti rimuovo e via, eh. sì. Aspetta un po', ti rimuovo e via. Allora Giuseppe, sì bene, no male, per il nostro Giuseppe. Mh. Hilde? Eh, Cosa non mi sarà tolgo? tutto Io mi bene, non sarà tutto male. Sembra, che passerà comunque un momento magari un po' difficile, un po' particolare, soprattutto visto che in ordine è comparso prima un leggero no, un po' titubante, ma comunque, sufficiente da far capire che ci saranno dei momenti un po' così, un po' particolari e, di conseguenza, poi il periodo andrà nettamente migliorando e andrà poi nel sì. Dunque l'andamento secondo il pendolino sembra di questo tipo. Vediamo comunque cosa dicono le sibille. Per Giuseppe, 28 marzo dell'84, vediamo un pochino quello che accadrà a Giuseppe nei prossimi mesi. Allora, sembra proprio che tu riceva o aiuti che provengono e proverranno da lontano, in alternativa potrebbe indicare qualcuno che aiuterà ti aiuterà
ad alleggerirti da un peso, a dare un miglioramento o un cambiamento alla tua situazione. Dunque, vediamo un po' cosa dicono comunque. Allora, vediamo subito che, la prima linea inquadra comunque l'opportunità forse o di un trasferimento o di un cambiamento molto profondo, qualcosa che tu hai lottato, comunque è tempo che cerchi di portare in atto, questo di riuscire a trovare un'opportunità, un'occasione che vivresti come un immenso dono per te, per la tua vita, e dunque hai sicuramente lavorato nella speranza e nell'obiettivo, nel tentativo di vedere questo cambiamento realizzarsi. Tu per primo hai cercato di dargli il via e effettivamente c'è un qualcosa di importante che cambierà tutto. Dunque da una parte tu hai dato il via a questo cambiamento e poi nel passato recente questo cambiamento comunque ti ha travolto in qualche modo. Potrebbe indicare comunque, visto che la carta dell'Imeneo può in egual misura parlare di accordi, contratti, cose di natura, lavorativa, ma, nella stessa misura, come ho detto, anche invece di rapporti sentimentali, di, circostanze più emotive, potrebbe anche indicare che, in un viaggio tu, potresti aver conosciuto qualcuno di importante. Dunque non c'è, non sapendo io in che modalità interpretarle, visto che hai solo chiesto in generale cosa avverrà nei prossimi mesi, diciamo che, ti dico un po' quali sono le indicazioni che, potrebbero essere interpretate, dalle sibille. Allora, cosa si vede comunque, nel presente? Che sembra che debbano arrivare più novità, più più eventi anche abbastanza positivi e è anche possibile che tu riesca ad avere degli scambi, cioè o torna nella tua vita una persona che ha già fatto parte del tuo percorso, potrebbe essere una donna che, ancora, in qualche modo ti è rimasta nel cuore, oppure effettivamente può semplicemente indicare, che stai per incontrare qualcuno, perché, diciamo che il messaggero in ogni caso è, qualcuno che o fa da tramite o veicola comunque in ogni caso veicola un qualcosa, un messaggio, una comunicazione. Dunque diciamo che, al presente o sta parlando di opportunità, qualcosa che tu agogni, qualcosa che tu desideri, oppure veramente l'arrivo di una persona che comunque è qui, in questo momento presente, molto attuale nella tua vita. Allora cosa succederà dunque? Che quello che, si vede ancora è il sostegno da parte di una persona che ha la possibilità comunque di sostenerti, di, guidarti, che crede in te, ti stimerà, dunque è disposta, molto ben disposta nei tuoi confronti, lo sarà sicuramente nel futuro e probabilmente, lo sarà anche proprio nella direzione che tu desideri. Sembra che, si proponga di darti una mano e da lì inizi ad attendere qualcosa di molto più concreto, profilarsi all'orizzonte. C'è però una, situazione, qui un po' particolare. Potrebbe indicare
che una qualche speranza che tu nutri, attraverso il sostegno di questa persona, in realtà troverà un impedimento molto importante, molto forte e di conseguenza, non la vedrai proprio realizzarsi secondo i tuoi desideri. Però, anche se qualcosa sembrerà turbare le tue aspettative o le tue possibilità per il futuro, in realtà la carta dell'amante chiude dicendo appunto che riceverai comunque una proposta. Se va letta da un punto di vista sentimentale, potremmo anche dire che probabilmente, un flirt, un qualcosa che, poteva dare, diciamo così, un'apertura verso qualcosa di più di un amore estivo o di qualcosa di temporaneo, in realtà riceve uno stop. C'è qualcosa, forse un evento che andrà a interrompere questa cosa, non s se è con una persona allora possibilmente una discussione, un cambiamento di rotta repentino e drastico, c'è qualcosa comunque che, ovviamente interrompe un flusso. Ma l'ultima carta lascia comunque intendere qualche soluzione, qualcosa di molto più positivo, dunque, altre opportunità, altre proposte. Guarda, è l'esito quello che, comunque ci dà una risposta, in ogni caso per quello che è, il resoconto dei prossimi mesi. Si vede che i prossimi mesi cominciano con te molto stanco, forse sei stanco di alcune situazioni che hai dovuto fronteggiare e che riguardano i tempi recenti o quello che, insomma sono, i trascorsi e, effettivamente hai bisogno proprio di recuperare un po', di fare il punto della situazione e di trovare ristoro e conforto. Forse ad aiutarti non sarebbe male, un viaggio, qualcosa per staccare, oppure comunque c'è qualcosa che si prepara di positivo, legato a qualche terra un po' più lontana, magari a qualche posto dove comunque è presente il mare, c'è sicuramente un qualche cosa di migliore ad attenderti, anche perché, la carta della superbia, che in questo caso comunque, è accostata da una carta mutevole, come la leggerezza, assume comunque, qualità, più positive. Ti invita soltanto ad avere prudenza, a non agire d'impulso. Non sei il tipo che agisce d'impulso, però magari a seguito di un'eccessiva stanchezza potresti, magari assumere gli atteggiamenti sbagliati. Dunque recupera, riposa perché, le opportunità saranno comunque molte, potrebbero essere legate a posti non vicino e potrebbe anche indicare appunto una passione molto importante per qualcuno di terre lontane. Ovviamente non abbiamo dato un campo di interpretazione, dunque ti dico tutto quello che, in poco tempo mi è possibile dirti, di questa stesa. Dunque ho selezionato un po' le cose da dirti. Bene, andiamo avanti con la prossima domanda e prima di tutto hai letto la domanda dell'Alex Galletti, che è chiaramente il nostro, amico che ci segue importante? Se porti i baffi? Domandine, domandine, domandine. Devo rispondere io? Mh, Lasciamo eh, lasciamo Alex alla prossima puntata, seguici che te lo diremo. Dai, andiamo Allora, avanti. Simona, 4 agosto del '79. Chiedo come andrà la mia attività da adesso entro fine anno, grazie. Sì bene, no male. Okay.
Mm. Cosa dici? Beh, dico che analizziamo con la stesa, così vediamo di rispondere a Simona, cerchiamo di approfondire un po' il risultato che ti ha dato il pendolino. Vediamo Simona e la sua attività. Allora, viaggio prigione, dunque diciamo che alcune iniziative o strade che potreste aprire sembrano attualmente bloccate. Vediamo comunque cosa dicono. Allora, ehm, ecco. Diciamo che si vede comunque una linea, di quelli che sono gli eventi che precedono il momento attuale, dove, sono serviti sicuramente degli aiuti proprio per la famiglia, per mantenere un po' la situazione e comunque, ci sono stati anche degli sforzi per mantenere l'attività. Dunque, è chiaro che però per quanto, lavoro sia stato fatto, c'era comunque qualche aspetto non del tutto fiorente, dunque qualche preoccupazione, comunque c'è, almeno così compare nel passato. Non si vede però qualcosa di grave, non lo si vede nemmeno in realtà più avanti, però cosa viene fuori. Ehm, diciamo che dovete un pochettino reinnamorarvi dell'attività, cioè è necessario proprio rilanciarla e guardare avanti più che indietro. Dunque, sicuramente è un periodo dove state provando a farlo, c'è tra l'altro una comunicazione in arrivo o una qualche novità che dovete mettere in atto, però attenzione. Intanto messaggero nemico può indicare anche che c'è proprio un qualcuno che viene a riportare, viene a riferire un qualcosa per cui dovete rendere conto. Magari, c'è qualche lettera, non so, qualche comunicazione, qualche messaggio che vi richiama un po' e che, potrebbe essere, un pochino fonte di, qualche insidia, dunque bisognerà fare molta attenzione, anche perché la carta che segue, quella della disgrazia, potrebbe, annunciare comunque, soprattutto visto che è con consonante sorpresa, che probabilmente, si interrompe un po', c'è qualche problematica, reale e concreta riguardo, le entrate. Potrebbe appunto, esserci qualcuno o che avanza un credito verso di voi, oppure qualche debitore che vi sfugge. C'è un po' una situazione dove l'aspetto economico è comunque piuttosto messo alla prova. Dunque, forse una delle modifiche, una delle cose che cercate di impiantare in questo momento non attecchirà e dunque dovrete ritornare un po' sui vostri passi. In ogni caso, comunque, arriverà un qualcosa di positivo. Se manterrete un po' una visione, se vi impegnerete, se soprattutto, vi rimboccherete le maniche credendo ancora, amando ancora quella vostra attività, sembra comunque che, la fortuna vi verrà incontro. Ehm, dunque dovete riuscire un po' a superare alcuni momenti difficili che sono comunque nel prossimo periodo e che vedo supererete,
e le cose dovrebbero andare comunque poi un pochino meglio. Vediamo l'esito. È chiaro che c'è una continua lotta, vedi che c'è militare costanza, dunque dovrete non solo continuare a lottare per la vostra attività, ma anche avere le idee chiare, un progetto chiaro, la forza e la determinazione di raggiungere i vostri obiettivi. La costanza comunque è una carta che, seppur affiancata al militare in questo momento, dunque estende, diciamo così, la prova perché dà una qualità legata al tempo, dice anche che comunque si è vincenti dopo tanti sacrifici. Dunque tenete duro perché sembra che comunque anche con l'aiuto magari di qualcuno, in ogni caso la spunterete, non sarà facile e forse non tutto quello che questo qualcuno vi potrà suggerire sarà veramente qualcosa che voi amerete sentire. Potrebbe l'artista indicare infatti la necessità di rivolgersi a qualcuno del settore, un esperto, qualcuno che vi possa consigliare, guidare, trovare una soluzione. Scusate. Scusate. Ah, e dunque magari vi inviterà a una qualche scelta o vi darà una qualche comunicazione non del tutto favorevole, fermo restando comunque che con grandi difficoltà, con lotta, con sacrifici, comunque un pochino andrà meglio l'attività lavorativa. Bene Marietto. Bene, Ide, possiamo fare l'ultima o pensi che non ce la facciamo? Sì, facciamo l'ultima, va bene. È la nostra Pangea mistica che si chiama Adele del 69. Ok, vuole sapere se, ok, se Paolo, suo marito, riuscirà a comprare la casa paterna. No, materna, chiedo scusa. Non è una terna, eh. La T Non di Paolo. confondiamo, non confondiamo, eh. Guarda, vediamo se suo marito riuscirà a comprare la casa materna. Ma sembra che ci siano. Ho visto un sì, dunque. Eh sì, ho visto un sì anch'io, ho visto un sì. Quindi Allora, ti lascio a te vediamo. Va certo è un bene. sì un po' ballante, però Un sì po' c'era. deboluccio, bisogna capire se c'è anche qualche altra persona magari che resterebbe coinvolta o estromessa e di conseguenza vorrebbe invece non esserlo, dunque bisogna capire un po' perché qui bisogna vedere un po', ecco, se ci sono anche altri figuranti. Ehm, allora, Paolo, 14 gennaio 55, vediamo se compra la casa materna dove si sono sposati lui e Adele, vediamo un po'. Sposati da 30 anni, congratulazioni, adesso arrivare a questi. Allora, sicuramente c'è un margine di dialogo e trattativa, perché domestico in questo caso è la figura comunque del. Allora, ecco, è un po' così. Può indicare un fratello, un cognato, qualcuno insomma, visto e considerato che, seppure la domanda l'hai posta tu, il consultante, dunque il soggetto della stesa è tuo marito Paolo, dunque potrebbe essere un fratello di 8 fratelli? Ah! Eh già. Dunque vedi che c'è infatti vedi nella conversazione sono tante le persone riunite, per questo ho detto c'è margine di trattativa. Vediamo però lei come prosegue, come va.
Allora, vedi che già è una cosa comunque probabilmente c'è già quest'interesse nel passato, già compare che comunque ci sono delle attese, una situazione che si è dilungata, probabilmente è già un po' che ha quest'intento, quest'interesse, per un motivo o per un altro, non è stato possibile trovare come affrontare l'argomento probabilmente con tutti questi fratelli. Dunque, diciamo che lui è di buona volontà, ha molte aspettative, molta fiducia in questa cosa e soprattutto probabilmente avete un progetto o questo desiderio di rivivere momenti felici dove tutto è cominciato. Dunque diciamo che, ehm, si capisce che non è un pensiero attuale, ma è qualcosa che ha già origine nel passato. Però devo dirti che sarà un po' dura, la carta del nemico già preannuncia ostacoli o persone che comunque non sono tanto dell'idea di sostenere il vostro progetto. Dunque non so quali, quanti, okay, perché, chiaramente il nemico, compare come fosse uno, ma potrebbe anche riferirsi a più, interessati alla situazione. Diciamo che uno dei più vecchi dei suoi fratelli, vedi che c'è la carta del sacerdote, dunque possiamo intendere qualcuno più grande o più maturo della sua età, oppure più grande di Paolo, e, gli andrà incontro e forse anche a stretto giro, dunque è possibile che, per quello più grande non ci saranno problemi. Però anche se, sarà necessario probabilmente, vedi, riunirsi, incontrarsi di persona, questo incontro non sarà facile, è bloccato, dunque non è una situazione che andrà a buon fine nell'immediato o nel prossimo periodo. Più avanti vedi che, qui io non so se fra i fratelli c'è anche una sorella, comunque, potrebbe anche esserci più di una sorella, dunque una più predisposta, forse anche la sorella del cuore, un'altra un po' meno. Insomma, c'è una pluralità qui di voci e non sono tutti immediatamente d'accordo. Devo dire che, ci vorrà veramente un po' di impegno o forse una buona proposta che lui dovrebbe fare, perché in un modo o nell'altro sono molte le persone che, vedi, hanno un legame comunque verso questa casa. Dunque qui è la chiave, la tua risposta è qua, la risposta per Paolo. Sì, probabilmente l'affare lo fa. Ci vorrà un po' e in ogni caso comporterà anche delle situazioni che si vanno a chiudere, mh. Però ecco, qui è un po' ambiguo. Non so, cioè il pendolino comunque è detto sì, però probabilmente bisognerà attendere che avvengano altri cambiamenti importanti prima di riuscire. Dunque io non la vedo come una cosa proprio nell'immediato e, bisognerà far andare un po' tutti d'accordo, riuscire a trovare il consenso da parte di tutti. Però ecco, diciamo che con un po' di pazienza, perseveranza, è possibile che comunque cambierete casa, e tornerete magari a vivere lì. Bene, Hilde, io penso che abbiamo risposto tutti, abbiamo fatto più di 44 minuti, Sì, abbiamo avevamo detto: "Mi avuto raccomando mezz'ora". mezz'ora perché siamo, però alla fine Ma certo, abbiam fatto abbiamo tutti soddisfatto contenti tutte così. le nostre amicizie che ci seguono. Tranne Alex che ha fatto una scherzo ovviamente, ma non era una domanda sua personale, era una domanda Mhm. quelle classiche domande dove chiedere e rispondere cortesia. Chiedere lecito, rispondere cortesia. Allora, niente, quando è il prossimo nostro appuntamento? Allora,
ovviamente venerdì alle 21:30, se ti farà piacere Marietto, visto che magari ti è possibile partecipare, sei il benvenuto ospite nella mia diretta. Ci pensi, mi farai sapere, mi dai una risposta. Bene, benissimo. Allora ringraziamo tutte le persone che hanno trascorso il tempo in nostra compagnia e che ci hanno tenuto compagnia. Speriamo di avervi insomma, intrattenuti o comunque avervi dato le risposte, alle vostre domande. Marietto? Bene, allora ci vediamo venerdì 21:30 nel canale di Hildegarda e iscrivetevi anche al mio se siete di passaggio. Grazie cari amici e alla prossima.